Il TG del quotidiano La Nazione siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. La Sicilia va a fuoco, 3 morti e danni gravissimi, una situazione senza precedenti, così l'ha descritta il presidente Schifani, e in effetti un numero di incendi così non si era mai visto. Oltre 400 interventi dei vigili del fuoco, mobilitata la protezione civile, il corpo forestale e gli operai forestali, fronti di fuoco in quasi tutte le province, in buona parte dolosi e rafforzati dal violento vento di scirocco. 3 vittime e 2 forestali fortemente ustionati. L'aria irrespirabile a Palermo e in numerosi centri, migliaia di sfollati e danni enormi al patrimonio boschivo e architettonico e in qualche caso anche alle abitazioni. L'aeroporto di Palermo chiuso per 7 ore, chiesto al governo nazionale lo stato di emergenza. Oggi il grande caldo si ferma, ma all'isola servirà davvero molto tempo per riprendersi. Aeroporti siciliani in tilt. Ieri ai problemi dell'aeroporto di Catania si è aggiunta la chiusura per 7 ore dell'aeroporto di Palermo a causa della vicinanza con il fronte del fuoco e la chiusura di alcuni tratti dell'autostrada A29 per Trapani che hanno reso quasi impossibile nel mattino avvicinarsi all'aeroporto di Birgi. Intanto il presidente Schifani ha presieduto a Catania un incontro con i vertici dell'aeroporto, dell'ENAC, dell'ENAV, degli altri scali siciliani e dell'aeroporto militare di Sigonella. Presente il sindaco di Catania Enrico Trantino, l'assessore regionale Alessandro Aricò ed in videocollegamento il ministro Matteo Salvini. Da domani si passerà da 8 a 10 voli l'ora e da martedì 1 agosto aperta la tensostruttura dell'aeronautica a 14 voli l'ora. Il ritorno alla normalità avrà però bisogno di qualche ulteriore giorno e si paventa persino uno slittamento oltre Ferragosto. Il Senato chiede indagini sulla SAC e intanto il Senato all'unanimità decide che sull'incendio dell'aeroporto di Catania e sulla successiva emergenza non si può fare finta di niente ed approva una mozione che impegna il governo ad avviare prontamente un'indagine ispettiva in merito alla gestione dell'emergenza da parte della SAC SpA. Ovviamente insieme alle indagini che saranno di certo avviate dall'aviazione civile e dalla magistratura. Coldiretti, forte caldo, gravi effetti su frutta e verdura, paura anche per l'agricoltura siciliana, il caldo estremo ha effetti deleteri anche per frutta e verdura. A lanciare l'allarme Coldiretti che fa presente che l'insopportabile ondata di caldo sta bruciando la frutta e verdura nei campi, con perdite del raccolto che in alcune aziende arrivano al 90%. Livelli essenziali di assistenza, Sicilia 18esima. La Fondazione Gimbe ha monitorato i livelli essenziali di assistenza garantiti dalle regioni italiane e ha preso atto che soltanto 14 regioni risultano adempienti e dentro i parametri valutati dal Ministero della Salute. La pagella evidenzia un forte gap tra regioni del nord e regioni del sud. La Sicilia risulta al 18esimo posto. 19 milioni ai comuni montani contro lo spopolamento, circa 19 milioni di euro dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane saranno destinati ai comuni delle aree montane della Sicilia per le annualità 2022-2023. I fondi dovranno essere destinati a interventi per la difesa del territorio e la promozione della potenzialità dell'habitat montano. Oggi è tutto per l'informazione della Nazione Siciliana Notizie.Sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.